Entra nel vivo il processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Dopo l'udienza interlocutoria del 22 aprile, il processo nell'aula bunker di Mestre si avvia nel vero senso del termine. Giornata iniziata con la discussione e le repliche, discussione sui profili di ammissibilità o inammissibilità dei singoli atti d'appello e sulla proposizione delle istanze istruttorie rinnovate in secondo grado. Fitto il calendario delle udienze, l'obiettivo è che la sentenza arrivi prima della prescrizione. Ma questo non basta a placare l'amarezza dei risparmiatori azzerati sulle aspettative di risarcimento. I risparmiatori sono in tutto questo marasma le persone più che ne sono uscite peggio, nel senso che devo dire che rimarrà sulla carta la sentenza di condanna al risarcimento in favore delle parti civili, per una serie di motivi che star qui a spiegare adesso sono lunghi, ma il primo di tutto è la confisca che ha mangiato tutto, diciamo, o che mangerà tutto in caso di conferma della sentenza, e per cui siamo qui a fare il nostro lavoro e dovere, però con aspettative di risarcimento nulle. Molta amarezza perché i rimborsi del FIR, molti sono stati respinti, altri sono stati non dimezzati ma meno ancora, per cui a fronte di un effettivo risarcimento non si può parlare di soddisfazione. Il 19 marzo 2021 era stata pronunciata la sentenza di condanna per Gianni Zonin, per l'ex vice direttore generale Emanuele Giustini e per gli altri due manager Paolo Marini e Andrea Piazzetta. Assolti invece Giuseppe Zigliotto e Massimiliano Pellegrini. Oggi in aula i pubblici ministeri hanno impugnato il provvedimento di assoluzione. Continuo, come ho già detto, a non capire il perché di questa reiterazione dopo 7 anni di una situazione che comincia a essere difficile e pesante, dopo 7 anni di continue avversità legali. Lei consideri tutti gli altri processi che ci sono aperti contro la banca, contro i soci, eccetera, e cosa è lo stillicidio dal punto di vista del tempo e dei soldi di uno che deve continuare a difendersi nonostante sia stato assolto.